Allora, la relazione a questo titolo, le scritture in registro dei consigli del comune lagunare, in realtà vedrete, farò una brevissima carrellata all'inizio sulle scritture appunto a registro, ma poi mi concentrerò su una situazione particolare che poi vi dico. Ecco. Non so se vedete già il PowerPoint, c'è un PowerPoint, dovrebbe partire. Sì. Ecco, come sappiamo, a Venezia le scritture sul registro si fanno abbondanti e regolari a partire dalla seconda metà del XIII secolo. Un cambio di passo che coincide con la maturazione piena del comune e delle sue strutture, in particolare con la definitiva articolazione in consigli, curie e uffici minori appunto del comune. Ecco, in realtà però il registro più antico, molto studiato, per questo andrò anche molto veloce, prodotto da un consiglio del comune, il minor consiglio, fu redatto tra 1223 e 1229 da un notaio forestiero della cancelleria, il novarese Wilhelmus, coadiuvato peraltro da un conterraneo, appunto Faraldinus. È questo registro che qui vedete, una pagina appunto di questo registro che vedete, conosciuto come Liber Plegiorum, in cui sono trascritte le deliberazioni appunto del consiglio minore, ma inframmizzate anche dalle fideiussioni del comune, per cui questo titolo, una serie di denunce relative a perdite subite da privati cittadini nei territori diciamo estensi e poi i nomi dei banditi degli anni 1223-1224. Da questo primo diciamo esemplare che ci è rimasto, la produzione in libro di consigli e magistrature continua però ad essere esigua e saltuaria, rimanendo per lo più l'attività degli uffici del comune o non ancora regolarmente registrata o annotata su pergamene sciolte, per divenire invece copiosa e regolare, come dicevo, nella seconda metà del secolo, in concomitanza con una repentina evoluzione e maturazione della cancelleria. Tutte cose che appunto sono state ampiamente studiate, ci sono per esempio i 2 saggi di Marco Pozza sulla cancelleria, per cui ecco sarò anche molto veloce. Non a caso, sin dal 1264, il Maggior Consiglio stabilisce come prassi corrente quella di presentare per iscritto le proposte al vaglio del consesso, dapprima avanzate solo oralmente, e a partire dal 1266 si delibera che questi documenti volatili siano copiati in registro. È questo quindi il primo passo verso l'attivazione delle serie correnti dei registri degli atti consigliari, e questo è un registro, una delibera appunto uno dei registri del Maggior Consiglio di deliberazioni, il registro 15. Tra 1268 e 1269 poi Maggior Consiglio prima e Quarantia decretano l'obbligo di registrare in appositi quaderni le deliberazioni assunte dai rispettivi consigli. Secondo prassi presto consolidate, doveva essere verbalizzato al registro ogni provvedimento assunto dal Consiglio, steso nella sua formulazione conclusiva, con i nomi dei proponenti e la votazione in calce, e quindi anche, come dire, è una prassi comune, lasciando cadere ogni traccia della discussione e riportando solo talora le proposte respinte. Ma vi farò vedere qualche pagina del Senato in cui queste cose le vedremo meglio. È poi, diciamo, con la fine del XIII secolo e i decenni iniziali di quello successivo che si verifica una vera e propria esplosione documentaria delle scritture in forma di libro. Da allora prendono avvio tutte le maggiori serie a registro dei consigli maggiori, a partire dai registri appunto di deliberazioni, quindi abbiamo già visto Maggior Consiglio, poi la Quarantia, il Senato, ha già detto il professor Ortalli, dal 1293, il Consiglio dei 10 dal 1310, ma poi le grazie del Maggior Consiglio dal 1299, i notatori di collegio dal 1318. Nello stesso periodo si cominciano a redigere su libro le scritture giudiziarie del comune, sia penali che civili. I primi registri che abbiamo sono il registro delle sentenze e il Liber Forbannitorum dei signori di notte, diciamo gli anni 1270-1289, ma anche le raspe dell'avogaria di comune, quindi i processi e le sentenze dell'avogaria, che iniziano nel 1324, i libri contabili, i capitolari, contenenti la normativa propria di ciascun ufficio, le commissioni, cioè le istruzioni impartite
agli ufficiali inviati a reggere i domini del comune, oppure alla guida di una delle tante squadre navali allestite per garantire la sicurezza dei mari, o agli ambasciatori inviati in missione presso qualche corte straniera. Infine, le promissioni ducali, ma ne parlava già il professore prima, e qui ne vedete una bellissima pagina miniata, cioè siamo a metà 500, cioè il giuramento pronunciato dal doge al momento dell'assunzione dell'incarico, che ne regolava i poteri e nel contempo ne limitava la giurisdizione. Veniamo al Senato. Quindi le deliberazioni o parti aventi valore di legge e i provvedimenti di carattere politico e amministrativo e in misura minore giudiziario del Consiglio dei Rogati cominciarono ad essere trascritti, come si diceva, in appositi registri a partire dal 1293. Come in parte vi ho già detto, il contenuto non riporta per intero i verbali delle sessioni, ma più semplicemente il testo delle deliberazioni approvate o respinte, senza registrare quindi le arringhe dei consiglieri, né tantomeno riferire i dibattiti che avevano concorso a determinarle. E questo è, qui c'è il professor Girgenson che ne ha curato l'edizione, appunto, è proprio la pagina iniziale del frammento, dell'unico frammento che possediamo dei primi 14 registri andati con busti nel 1574, vedete una scrittura molto corsiva. Questo frammento cartaceo va dal 1300 al 1303 ed è pubblicato nel volume che il professor Ortali vi ha prima fatto vedere. Ecco, paradossalmente diciamo è proprio la parte più autentica e connotante della vita dell'Assemblea, cioè la discussione e la fase dibattimentale, che manca di tutto del tutto in questi registri. Il rigido formulario cancelleresco che da subito si impone comprime l'attività del Consiglio sino a non lasciare traccia alcuna di pareri, interventi, repliche e contestazioni. Ciò che interessava, per ragioni evidenti di praticità, economia, ma anche proprio di convenienza giuridica, era dare il giusto rilievo al testo di legge approvato o alla parte più propriamente dispositiva di ogni singolo provvedimento assunto. Essenziale quindi era lasciare traccia in maniera inequivocabile delle decisioni prese, di come poi si fosse arrivati a quelle stesse decisioni, quindi attraverso quali passaggi formali, ma anche quali e quanti scontri verbali, era di minore interesse, specie se misurato appunto in termini di lavoro, di tempo speso o di spreco di carta e inchiostro. E questa è una pagina presa a caso, appunto questo è il registro 30 del 1361, vedete appunto questa è una classica impostazione dei registri del Senato, quindi le parti, le deliberazioni prese, introdotte da un capta e da una croce appunto ad attestare che la decisione è stata presa, i proponenti, ho toccato troppo, sulla sinistra e sotto le votazioni, ma credo che di questo poi Francesca Girardi darà delle illustrazioni più puntuali. Ecco, molto velocemente quindi questa parte introduttiva sui registri. Quello che a me interessa è questa seconda parte, cioè la comparsa dei registri rappresentò di fatto una svolta fondamentale, non solo dal punto di vista delle pratiche scrittorie e della reperibilità delle decisioni assunte dai consigli maggiori del comune, ma anche nel modo stesso di pensare le istituzioni e l'intero sistema delle fonti del diritto. Furono in particolare le modalità di produzione della norma giuridica a mutare profondamente e in maniera del tutto irreversibile. Il patrimonio statutario del comune, dapprima fonte primaria del diritto e origine per antonomasia di ogni legge della res publica, fu da allora affiancato e poi sormontato da un'alluvionale, quella che abbiamo visto, fiumana di nuove disposizioni o partes o deliberazioni emanate appunto dai consigli. Questa nuova legislazione, diciamo così diversa dalla precedente lex scripta, dagli statuti, sia per velocità dei processi formativi che per indole e temperamento, prende però in breve il sopravvento, ponendo quindi il problema dei rapporti appunto con l'ancestrale patrimonio statutario della città e la sua superiore e quasi sacrale autorità. Da una parte infatti si ergeva, ieratico, solenne, lo ius scriptum, lo statuto, da poco consolidato appunto negli statuti civili promulgati dal doge Giacomo Tiepolo nel 1242,
Qui ne vedete l'incipit e l'edizione curata dal Cessi. Dall'altro però fioriva ovunque, in seno al Maggior Consiglio, alla Quarantia, ai Rogati e poi anche al Consiglio dei 10, una legislazione ininterrotta, pragmatica, improvvisata, dettata più dalla contingenza e dalle urgenze della politica che da principi appunto superiori di ordine e sistematicità. Ecco, se n'era ben accorto di questo all'inizio del XIV secolo Giacomo Bertaldo, cancelliere ducale, poi vescovo di Veglia, autore verso il 1314 dello Splendor Venetorum Civitatis Consuetudinum, questa è l'edizione che ne fa lo Schupfer, il quale con un certo rammarico si lamenta appunto di come i giudici tenessero in maggior conto nell'amministrare la giustizia le deliberazioni dei consigli piuttosto che l'autorità dello Stato. Quella però del Bertaldi è quasi una voce nel deserto. Oramai in Laguna nessuno più dubitava che la potestà legislativa era di esclusiva competenza dei consigli e che la loro dirompente produzione di nuove parti e deliberazioni, talmente impetuosa da non poter essere in alcun modo arginata, aveva la stessa potenza e la stessa vis, la stessa forza degli statuti. Ecco, questa amarezza, questa preoccupazione del Bertaldo erano state timidamente raccolte qualche anno più tardi dal doge Andrea Dandolo, e su questa figura tornerò, che pur riconoscendo la preeminenza assunta dai consigli, ne aveva deplorato l'eccessiva produzione normativa, fatta spesso per soddisfare interessi particolari o per sistemare, rabberciare le emergenze del momento, piuttosto che per il bene superiore dello Stato. Di fronte a tanta invadenza, l'unico baluardo possibile, dal suo punto di vista, era recuperare in pieno il superiore carisma degli statuti. Ma anche il suo era stato un grido isolato, senza possibilità alcuna di essere recepito, forse neanche di essere pienamente capito. Non a caso, nel maggio del 1401, una parte degli avogadori di comune non solo riconosceva definitivamente la facoltà esclusiva dei consigli di fare e abrogare le leggi, ma anche sancisce una volta per tutte che solo i consigli avevano la piena autorità di lucidare statuta, cioè di interpretarli, correggerli, modificarli e colmarne eventuali e del tutto inevitabili carenze. Ecco, questa alluvionale quindi produzione normativa di consigli aveva ben presto messo anche Venezia con le spalle al muro e nella necessità di operare delle scelte di campo. La prima opzione ovviamente era quella, come si stava facendo in diversa parte dell'Italia di comune, di non rinunciare in alcun modo all'autorità della lex scripta dello Statuto e alla sua intrinseca forza ordinatrice e disciplinante attraverso una incessante, meticolosa, direi quasi sfibrante, visionaria, attività di sistemazione e riformulazione del patrimonio statutario, ogni volta rivisto, emendato e rielaborato alla luce delle continue aggiunte e integrazioni suggerite dalle nuove norme consigliari. La seconda strada invece prevedeva il congelamento dello Statuto e il trasferimento ai consigli in esclusiva del potere di creare, modificare e interpretare il diritto, conferendo quindi alle delibere consigliari appunto vim statuti, cioè la stessa forza, efficacia e dignità dello ius scriptum. Richiesto di un parere sulla strada da scegliere, Riccardo Malombra, giudice e giurisperito e dal 1312 consultore in iure del comune, non aveva avuto dubbi in proposito. Tutto quanto deliberato nei consigli pro conservazione status rei publice, quindi per la conservazione appunto della Repubblica, valeva più di ogni statuto ed era da preferirsi omni statuto rei publice, purché ne rispettasse lo spirito e non ne smentisse in alcun modo il sistema di valori e di riferimenti, ergo illud facendo non fit contra statum, quindi così facendo non si va contro lo Stato, sed secundum mentem statuti, ma si agisce appunto nello spirito dello Statuto. Ecco, a Venezia, inutile dirlo, si scelse questa seconda opzione, senza esitazione alcuna, sia per le carenze strutturali e la debolezza intrinseca del sistema statutario locale, per molti versi lacunoso, inadeguato e mai del tutto sviluppato, sia per lo spirito pratico e realistico, viene quasi da dire, come ha detto prima anche Gherardo Ortalli, quasi mercantile, dell'oligarchia al potere, che preferiva governare con strumenti agili e flessibili, quali erano appunto le delibere consigliari,
piuttosto che confrontarsi continuamente e faticosamente con un patrimonio rigido e involuto, per quanto sacro e intangibile, come lo statuto. In Laguna, quindi, più che altrove si pagava lo scotto di una esperienza, quella statutaria, presto non più coltivata. Una sorta, qui cito, questa è una citazione per esempio di Gian Maria Varini, che è qui presente, una sorta di fossile non più rinnovato, altre volte è stato detto un esperimento senza domani, quasi innaturale per l'empirica mentalità dei veneziani, propensi a risolvere i problemi in maniera diretta e pragmatica. Quindi, pur rimanendo gli statuti il riferimento costante dell'intero sistema, a Venezia si era avvertita molto presto la necessità di superare l'esperienza statutaria e lo si era fatto appunto per vie interne, ricorrendo in misura massiccia alla fittissima, eterogenea, contingente e talora soffocante, come ben si vede da questa pagina molto fitta, produzione legislativa appunto dei consigli comunali. Ecco, questa marea quindi montante di deliberazioni consigliari emanate a pioggia con l'ambizione però di regolare nel più minuto dettaglio ogni fattispecie e ogni negozio giuridico della vita politica e sociale del comune, era stato presto riservata la funzione esclusiva di integrare, spiegare e fornire l'interpretazione autentica delle stesse disposizioni statutarie, ora restringendone il dettato, ora estendendo, rinnovando e superando il testo stabilito nei codici di legge. In sostanza, quindi, l'onda di piena delle parti e dei decreti dei consigli cittadini aveva presto sommerso e sormontato la legge scritta, attribuendo vim statuti alle decisioni consigliari, con preferenza sugli stessi statuti vigenti in caso di contrasto e conferendo loro dignità di fonte di normazione alternativa e integrativa appunto allo statuto. Era come se a Venezia la politica contingente avesse avuto appunto il sopravvento sugli statuti. Quell'occorrenza paventata con preoccupazione e smarrimento da Giacomo Bertaldo si era inesorabilmente avverata. A Venezia si tenevano in maggior considerazione le deliberazioni dei consigli comunali che le poste, che i capitoli dello statuto. Questa era ormai la procedura legittima e ordinaria di produzione della norma nell'età comunale matura, né c'era più in alcun modo la possibilità di invertire la rotta e tornare da dove si era partiti. E questo l'aveva ben capito, appunto, e ci ritorno quindi su questa figura, Andrea Dandolo a metà XIV secolo, al quale non era sfuggita l'autorità nel frattempo assunta dalle parti consigliari e la loro nuova dimensione di aggiunte, esplicazioni o interpretazioni degli stessi statuti. Ecco, inutile dire che questa prorompente produzione di scrittura corrente e corsiva dei consigli aveva inesorabilmente decretato anche il definitivo superamento di un format scrittorio, quello proprio degli statuti, per definizione invece chiuso, organicamente strutturato, compiuto in ogni sua parte e sempre di solito molto ben curato. Stessa sorte era toccata in quegli stessi anni a un'altra forma di scrittura chiusa e compiuta, i libri iurium, a Venezia i libri pactorum del comune. A decretarne in quel caso il progressivo accantonamento in favore delle scritture aperte e correnti erano stati i libri, in questo caso i libri commemoriali, sorta di contenitori a mezzo tra registro e cartulario, prodotti in serie a partire dal 1300, in cui venivano trascritti quasi in maniera bulimica, c'è dentro un po' di tutto, non solo tutti i documenti prodotti dalla Cancelleria Ducale o alla stessa pervenuti, ma anche le scritture preparatorie e ausiliarie dei patti contratti, quindi ovviamente i patti, e i materiali vari riguardanti privati o specifici avvenimenti. Quindi in pochi decenni, le scritture in registro si erano definitivamente imposte come la forma scrittoria predominante nei consigli e nelle magistrature del comune, ma si erano anche progressivamente specializzate e differenziate per rispondere alle molteplici e crescenti esigenze degli uffici. La conseguenza più macroscopica era stata, appunto, come dicevo, la rapida obsolescenza delle scritture chiuse. Il destino toccato agli statuti cittadini, precocemente condannati all'oblio e alla fossilizzazione, ne è forse l'esempio più evidente e significativo. Né avrebbe potuto essere altrimenti, a fronte di una produzione di delibere consigliari dirompente e inarrestabile,
I vecchi modi di produzione e memorizzazione del diritto erano apparsi sin da subito superati e del tutto inadeguati ad una realtà dinamica e in continua crescita come quella veneziana dei secoli XIII e XIV. Questi sono appunto i libri commemoriali, i regesti nell'edizione del Predelli. Ecco, non di meno, come dicevo, non erano mancati tentativi di resistenza o quantomeno di contenimento e indirizzo delle novità, sin troppo veloci e straripanti da non destare, in qualche ambiente più conservatore o solo più prudente, preoccupazione e qualche sconcerto. Sulle barricate era appunto finito anche una figura per molti versi eccezionale, cioè il doge Andrea Dandolo, vertice istituzionale del comune, provvisto di una profonda preparazione giuridica, dotato di un grande senso dello Stato e delle istituzioni e animato in ogni sua iniziativa da una non comune sensibilità culturale e curiosità intellettuale. Ecco, il Dandolo, prima ancora di essere elevato al soglio ducale, diventa doge nel 1343, quando ancora giovanissimo ricopriva la carica di procuratore di San Marco, cioè l'unica altra dignità vitalizia del comune, seconda per prestigio solo al titolo ducale, il Dandolo aveva messo mano a questa marea debordante di delibere emanate sino ad allora dal Maggior Consiglio, raccogliendole in buon ordine in un contenitore che anche nel titolo rinviava alla più tradizionale e confortante forma scrittoria dello Statuto. Ovviamente non tutto finisce, e qui lo vedete in questa Summula Statutorum Floridorum Venetiarum, ma solo le tante partes capte dal Consiglio che, deficientibus statutis, avevano ipso facto acquisito forza di legge, avevano acquisito vim statuti, e risultavano quindi essere di pari efficacia e validità di una posta dello Statuto rispetto al quale si ponevano come legittime additiones o declarationes. Ecco, se da un lato quindi il giovane Dandolo riconosceva la piena potestà oramai acquisita dal Maggior Consiglio, con qualche però riserva evidente verso le decisioni prese dagli altri consigli del comune, e qui forse qualche ragionamento si potrebbe fare, quindi l'autorità appunto del Maggior Consiglio di legiferare, in particolare sulle molte questioni in cui lo statuto risultasse latitante o inadeguato, dall'altra però aveva sentito il bisogno di dare maggiore forza e autorità a quella raccolta di leggi, dandogli volutamente la forma chiusa e per molti versi rassicurante del codice statutario. Non aveva però mancato nel proemio della raccolta di distinguere tra buone e cattive partes, relegando tra le seconde tutte quelle delibere che invece di fare gli interessi superiori dello Stato rispondevano a istanze e appetiti contingenti e particolari, nonché le troppe e incontrollate decisioni prese dai consigli ristretti, cioè la Quarantia, il Senato, il Consiglio dei 10, nel frattempo moltiplicatisi attorno al Maggior Consiglio. Ecco, non contento, pochi mesi dopo appunto la sua elezione a doge, replica questa intera operazione, ma con i crismi e le formalità che gli derivavano ora dall'assunzione della massima carica istituzionale dello Stato. Nello stesso, infatti, 1343, il Dandolo nomina una commissione di 5 savi con il compito di vagliare tutte le nuove norme emanate dal Maggior Consiglio successivamente alla pubblicazione, nel 1242, quindi un secolo prima, degli Statuti Tepoleschi, e dopo un'attenta revisione che voleva eliminare eventuali e inevitabili ambiguità, ridondanze, sovrapposizioni e incongruenze, raccoglierle in un liber sextus che andasse formalmente a integrare lo Statuto del Tiepolo, che era appunto composto di 5 libri. E questo, per chi è stato prima a Palazzo Loredan, è uno dei busti, il busto appunto di Andrea Doge, che si trova all'ingresso di Palazzo Loredan, sede dell'istituto che oggi ci ospita. Ecco, questo liber, promulgato nel 1346, voleva essere di nuovo una risposta del Doge ai superiori interessi dello Stato, che per ben funzionare e ben governarsi aveva bisogno, dal suo punto di vista, di strumenti giuridici sicuri e pienamente legittimi, come di fatto era lo Statuto. Ma dietro quell'ansia di legalitas si percepisce quantomeno una scarsa empatia del Dandolo con le nuove strutture del comune lagunare, in particolare con l'eccessiva moltiplicazione dei consigli. Come dire, per inciso, nella cronaca maggiore
il Dandolo non fa mai riferimento al Consiglio dei Rogati, mai. E questo è quasi come dire scientemente, volutamente, fa riferimento al Maggior Consiglio, ma non fa mai riferimento a questi consigli, di contorno. Quindi non soltanto quindi questa diffidenza per queste moltiplicazioni appunto dei consigli, ma diffidenza anche per le sue rinnovate modalità di produzione scrittoria, rispetto alle quali continuava a preferire, per carisma, rigore e spirito garantista, la più tradizionale e rassicurante forma chiusa della compilazione statutaria. Quella stessa inquietudine, nascente appunto da questo bisogno di legalità, ordine e armonia che informa tutto il dogado del Dandolo, era stata all'origine anche della produzione, anche qui per molti versi retriva e sorpassata, di 2 libri iurium allo stesso modo voluti dal Doge appena qualche tempo dopo la pubblicazione del Liber Sextus, cioè il Liber Albus e il Liber Blancus, 2 cartulari pergamenacei di grandi dimensioni e riccamente miniati, molto simili per contenuto e struttura ai libri Pactorum, commissionati alla Cancelleria allo scopo di raccogliervi privilegi, giurisdizioni e patti del comune, relativi nel primo caso all'Oriente, il Liber Albus, nel secondo caso il Liber Blancus all'Occidente. Vado a chiudere. Si trattava quindi di documentazione per lo più dispersa in diversi volumi, di non facile reperibilità e consultazione, che lo stesso Doge probabilmente stava consultando, aveva fatto raccogliere e stava consultando per la stesura della sua opera storiografica maggiore, la Cronica per Extensum Descripta. Ecco, di fronte a tanto disordine, avvertito anche come noncuranza verso la memoria storica cittadina, dal suo punto di vista non c'era altra soluzione che riportare armonia, rimettere le cose al loro giusto posto e ridare, come dice lui, ordinem in agilibus, ricorrendo appunto ad una forma di scrittura chiusa, strutturata e compiuta come il Liber Iurium, sebbene ormai da tempo sormontata, come detto, dal format più agile e corsivo, oltre che aperto, dei libri commemoriali. Inutile dire che appunto queste barricate innalzate dal Dandolo avevano potuto ben poco di fronte ai nuovi modi di produzione scrittoria del comune lagunare e soprattutto appunto di fronte alle scritture aperte e correnti che si erano ormai imposte nelle loro molteplici tipologie e varianti come i format ordinari dei consigli e delle magistrature veneziane. Con il Dandolo quindi si chiude definitivamente un'era, il suo era stato il canto del cigno non solo di un'epoca, ma anche di un'intera tradizione di scrittura e di una visione dello Stato e delle sue strutture che non trovava più grandi riscontri nella realtà molto più dinamica, vorticosa e certo anche molto più tormentata del pieno Trecento. Ecco, per finire ho messo una delle pagine della collana delle deliberazioni miste che appunto oggi festeggiamo, questa è il registro 24 del 1346, Ducante Domino nostro, Domino Andrea Dandolo, cioè fatto, redatto sotto il dogado di Andrea Dandolo. Ho finito. Grazie.